cazzo, tutto cose, cazzo. Finalmente, finalmente. 2 mesi, due mesi senza una vittoria, senza 3 punti d'oro. E stasera. Hola amigos, buonasera ragazzi e salve guagliù. Ben ritrovati nel mio canale. Dopo vari eventi anti-emozionali, ma pagare, ora sto parlando con me De Laurentiis. Ragazzi, non c'è stato tempo, niente, né tempo né igiene proprio fai i video, proprio ha detto, mo la già fa quando vinceremo la prossima partita, e non vincevamo, quando vinceremo la prossima, e pareggiamo, vinceremo la prossima, sconfitto. Poi ho detto no, stasera la già fa perché l'ultima dell'anno, no, pure si veniva per dire, ma stasera usciva il video perché proprio era sfogata nel bene, nel male, si doveva sfogare. E fortunatamente, almeno una volta ogni tanto, quest'anno la fortuna ci assiste, tra virgolette fortuna, perché comunque è stata voluta fino all'ultimo la vittoria, quindi c'è stata determinazione, volontà, forza d'animo. Ci è arrivata anche la vittoria nei 4 minuti di recupero. La torrete di Bianca, mamma mia. Grandissimo gol di Allan che risponde al gol Traoré. Mamma mia, ma un primo tempo da schifo proprio. Cazzo, come una bestia. Cazzo, come una bestia. Ma come si fa? Sì! Perché sei triste? Perché stai triste? Perché? Ah sì, perché sei triste? Perché sei triste? Gioisci anche tu, perché sei triste? Finalmente. Metta a barba, facci sti tipo a barba. Non è possibile. Ben ritrovati ragazzi. Che dire? È stato un periodo sofferto, troppo. Quest'anno è andata così, dobbiamo abbandonare i sogni, qualificazione Champions, probabilmente per l'Europa League, ormai se ne aiuta, il campionato è lungo, però se si continua di questo passo, certo stasera abbiamo vinto, però dando la luce abbandonata, il cazzo, dammi la prova. Ragazzi, approfittiamo della luce del sole, comunque tante cose da dire, ma non mi voglio prolungare in questo video perché proprio non c'è stato tempo, non c'è stata igiene. Lo faccio perché è l'ultimo video dell'anno, poi ci è arrivata anche la vittoria, quindi ancora con più piacere farlo. Tante cose da dire, tante cose da commentare. Ancelotti che ci ha lasciato, anche se è stato esonerato, per me è esso che ci ha lasciato, perché ha tirato proprio i remi in barca proprio Ancelotti, proprio si è visto la squadra ormai non lo seguiva più, lui non seguiva più la squadra, ognuno faceva i fatti suoi. Ragazzi, c'è tanto da dire, sono incazzato fino a cai, tanti reclami, tante lamentele, tanti giudizi negativi a ognuno dei giocatori, per me mercenari, perché poi in Champions League giocano con più volontà e più determinazione, però tra qualche giorno è Natale, stiamo appena uscendo da questo dalla partita vittoriosi, siamo appena usciti dallo stadio Mapei di Reggio Emilia, vittoriosi, quindi lasciamo le polemiche andare via. L'anno prossimo ne parliamo, magari nel prossimo video, ma lasciamo stare.
Però ci stanno tanti giocatori che per me se ne devono andare perché ormai il ciclo è finito. Non sono più giocatori da Napoli. Si è visto, ragazzi, facciamo un esempio, Mertens un gol come quello sia di testa sia a giro che ha tentato alla fine, prima che poi andassimo in vantaggio. Mertens di una volta quei gol li farebbe ad occhi chiusi, ragazzi, ci rendiamo conto, stanno proprio Caglione, ne parliamo proprio. Insigne a buona, sempre tenuto piede storte, quindi Insigne Monis solo perché è capitano, perché può rimanere ma non deve essere il capitano di questa squadra, non lo è degno, e non ha proprio i requisiti, le caratteristiche per essere il capitano di questa squadra. Per me Insigne se ne ha da se fu capitano va a fare una da parte, primo. Secondo, Mertens, senza parlare poi di altri giocatori, dovevamo venderli quando avevano più valore, ma non lo so. A parte non c'è stato il rinnovo del contratto, quindi. Ma se proprio devo sceglierne qualcuno, io mi terrei Mertens, perché Mertens comunque, bene o male, Coletto lo fa, insomma. Ti cambia la squadra, si vede ogni volta che entra, o rimane Milik, o rimane Insigne. Si vede, ma proprio la presenza di Mertens si vede, non lo so, si sente, si vede, non lo so. Vabbè, comunque grandissimo gol di Allan, il nostro brasiliano, che comunque ha fatto un gol davvero centravanti. Ragazzi, non mi voglio prolungare, lamentele non ne voglio fare, lasciamo così. Grande vittoria, vieni qua, grande vittoria, vieni qua, grande vittoria. Dai, che sta pensando ancora, noi siamo rimasti alla sconfitta di Roma, contro la Roma, rimasta là, capito? Dopo che Natale. Ragazzi, sempre forza Napoli, sempre, al di là dei risultati. Auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. Forse farò un altro video prima che finisce l'anno, ma per il momento buon Natale, fate i bravi e noi ci vediamo nel prossimo video, sperando che questi capelli azzurri rimangano qui con noi. Un'altra vittoria, la prossima partita contro l'Inter. A parte se una partita si giocherà, se non sbaglio, all'Epifania, io starò al lavoro, fuso orario permettendo, partita non male, quindi probabilmente se ci sarà un commento, ci sarà un commento ad occhi chiusi proprio. Non lo so. L'anno nuovo si vedrà, ragazzi, sempre forza Napoli, fate i bravi e buon Natale. Ciao a tutti, ciao. Ciao dal Brasile, ciao forza Napoli!